è tutto pronto. Ed è iniziata Clivense Ponte San Pietro, valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie D. Nel frattempo questa finta numero 11, poi la conclusione, il pallone che finisce fuori di poco, primo pericolo, l'eccessivo numero di gol subiti. Qui Diallo prova ad accentrarsi, poi va il tiro centrale, respinto, non vede, attenzione, poi Sacon esce nettamente sul pallone. Allora riparte qui Ponte San Pietro con il numero 10 Vitali, una finta e poi c'è la rete da parte di Vitali. Subito il tiro a incrociare, la tocca Sacon ma non quanto basta ad alzare la traiettoria sopra la traversa. Allora il Ponte San Pietro si porta in vantaggio 1-0. Cissé, ancora Coach, dentro per Guidone, prova a girarsi, dietro per Zuddas, Bragagnolo, va da Guidone, attacco per Bragagnolo, Osorio al limite dell'area, Osorio sul destro, la conclusione che finisce in porta per il pareggio di Adrian Osorio. Probabilmente una deviazione, l'importante è che la palla sia finita in rete. Siamo pronti per allora riprendere la diretta, riprendere la partita con il secondo tempo tra Clivense e Ponte San Pietro. Le due squadre mi sembra sicuramente quella che ricerca di più la trama, ricerca di più. Eccolo qui! Nicola Danieli, un po' alla Marcolini, no? La mette sotto al 7, che conclusione, il suo terzo gol consecutivo. Attenzione, passa Concas, prova a entrare in area, pallone a centro area, poi Vitali per fortuna anche scivolando, non attendiamo anche un possibile gol delle due punte. Allora Osorio, quello di spazio, girare per lo sceriffo, arriva anche Perez, ecco la palla, numero 27, stop il tiro e la rete esterna. Il fischio, pallone dentro, Bragagnolo, trovato lui a intervenire, poi Diallo, la rovesciata, tentata con la testa, da a dare il pallone che sfiora il palo, fa giocare ancora, e anzi no, arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara.